Le Madri Costituenti. Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è stata inaugurata nei locali del Foro Bar Venezia Monferrato la mostra Le Madri Costituenti, che rimarrà aperta al pubblico fino all'8 aprile. Noi della radio siamo stati fortunati perché siamo stati accolti dall'assessore alla cultura Audilia Quaglia e da un preparato volontario che ci hanno portato a fare alcune riflessioni sul fatto che siamo circondati da nomi maschili. Vi siete mai accorti che i nomi delle vie o piazze per la maggior parte sono maschili? Alcuni esempi sono via Carlo Alberto, piazza Garibaldi, via Don Ceri e potremmo andare avanti a lungo. E i nomi femminili? A Nizza via con nomi femminili ce ne sono poche, un esempio è via Maria Mazzarello. In generale le donne, a cui è stata dedicata una via in loro memoria, erano sante. La risposta a questa discriminazione sta nel significato del termine toponomastica. La toponomastica si fonda sulla combinazione di due concetti vitali per un'esistenza umana dignitosa, cioè il nome che ha ricevuto e lo spazio in cui si vive. La negazione di questi due elementi ha caratterizzato la storia delle donne per millenni. L'associazione che si occupa di studiare la toponomastica femminile, prima gruppo spontaneo di ricerca e adesso associazione, nasce con l'obiettivo di recuperare la memoria dell'agito femminile. Il gruppo presenta circa 10.000 iscritti in Italia e in altri paesi. Si tratta di ricercatrici e ricercatori che osservano strade e piazze cittadine per ripercorrere storie femminili spesso dimenticate. Ma veniamo alla mostra sulle Madri Costituenti. Il 2 giugno 1946 gli italiani, chiamati ad esprimersi al referendum istituzionale, scelsero la Repubblica ed elessero anche rappresentanti dell'Assemblea Costituente. Votarono per la prima volta anche le donne, che diedero il loro contributo alla scrittura della Costituzione. Nell'articolo parleremo in particolare di 3 donne, che insieme ai padri costituenti scrissero 139 articoli della nostra Costituzione: Nilde Iotti, Lina Merlin, Angela Maria Guidi Cingolani. Sono solo alcune delle 21 donne che fanno parte delle Madri della Costituzione, anche se poi verranno elette solo in 5 dalla Commissione del 75. Abbiamo quindi scoperto che nella nostra storia della Costituzione non ci sono stati solo uomini importanti, ma anche donne. Le loro vite, tra la resistenza, l'attivismo politico, le lotte sindacali, l'impegno nella scuola, parlano da sole, per questo bisogna conoscerle. Iniziamo dalla più nota, ossia Nilde Iotti. Nilde Iotti nasce a Reggio Emilia nel 1920 da una famiglia disagiata. Grazie a borse di studio termina gli studi e si laurea presso l'Università Cattolica di Milano e inizia ad insegnare. Durante la Resistenza, nel 1943, entra a far parte delle bande partigiane, diventa staffetta partigiana e porta volantini, medicine, viveri e calzi di lana con la sua bicicletta. Partecipa attivamente alla lotta di liberazione attraverso i gruppi di difesa della donna. Nel 1945 l'UDI, Unione Donne Italiane, gli affida l'incarico di indagare sulle condizioni delle famiglie più bisognose. Quello sarà l'inizio della sua lunga attività politica, fino a diventare la prima donna nella storia italiana repubblicana a ricoprire la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei Deputati, ruolo che detiene per quasi 13 anni. Viene ricordata per il suo impegno per l'uguaglianza e per il dialogo fra diverse culture politiche, per le battaglie per il diritto al lavoro delle donne, alla maternità e alla pensione. Riportiamo una parte di un discorso della deputata, che ci è sembrato molto importante. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta in campo politico piena uguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita ad una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina. La seconda donna che vi presentiamo è Lina Merlin, che è stata una politica e insegnante italiana, componente dell'Assemblea Costituente, prima donna ad essere eletta al Senato della Repubblica. Il suo nome è legato alla legge 20 febbraio 1958, numero 75, conosciuta come legge Merlin, con cui venne abolita la prostituzione legalizzata in Italia. La giovane maestra Lina Merlin cominciava a rendersi conto delle condizioni in cui vivevano le donne del suo tempo, in particolare non tollerava l'ipocrisia dei capi di famiglie religiosi, che non trovavano alcuna contraddizione tra i loro principi e il frequentare le prostitute. Le case chiuse erano infatti considerate luogo di svago dove i giovani potevano fare esperienza, mentre sarebbe stato scandaloso per una donna avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Nel 1919 un amico la invita a far parte del movimento fascista. C'è bisogno di organizzare le donne e lei sembra la persona ideale. Lina si sente attratta invece dagli ideali del socialismo, che ritiene più vicini alla sua mentalità.
Si iscrive perciò al Partito Socialista Italiano, cominciando a collaborare al periodico La Difesa delle Lavoratrici, di cui in seguito assumerà la direzione. Collabora con il deputato socialista Giacomo Matteotti, a cui si riferisce nei dettagli le violenze dalle squadre fasciste nel Padovano. Infine vi parliamo di Angela Maria Guidi Cingolani, che è stata esponente della Democrazia Cristiana e prima donna a ricoprire la carica di sottosegretario di Stato nel governo italiano. Nasce a Roma nel 1896 in una famiglia della borghesia cattolica romana. Studia presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli in lingue e letterature slave. È stata una delle prime giovani cattoliche a partecipare al movimento nazionale pro suffragio femminile. Nel 1919 Guidi Cingolani si iscrive al Partito Popolare Italiano, assumendo la carica di segretaria del gruppo femminile romano fino allo scioglimento del partito nel 1926, ad opera del fascismo. Durante il fascismo partecipò alle riunioni clandestine dei popolari, dove conobbe Mario Cingolani, vedovo e padre di 3 figli. Nel 1944, unica donna nel Consiglio nazionale del partito, fu investita anche del ruolo di delegata nazionale del movimento femminile e tra il 1944 e il 1946 si dedicò completamente alla sua organizzazione. Nel 1945 entrò a far parte con altre 12 donne della Consulta Nazionale, un organo non elettivo che operò con funzioni consultive dal 25 settembre 1945 al 1 giugno 1946, dove tenne il primo intervento in assoluto svolto da una donna in un'assemblea democratica nazionale nel nostro paese, in cui rivendicava l'impegno femminile nella ricostruzione del paese. Con questo podcast speriamo di avervi dato qualche spunto per approfondire un tema troppo poco conosciuto, quello del ruolo delle donne nella società e nella politica italiana.